Ciao ragazzi, sono Simone Ballassin. In questo nuovo video vi voglio spiegare come funziona la gerarchia dei template di WordPress. Quindi video un po' più strong del solito, ok? Sarà anche probabilmente un po' più lungo. Allora, innanzitutto per chi non mi conosce, io tiro fuori tutta la docentezza che c'è in me. Io sono un docente di web design, programmazione, sviluppo WordPress e digital marketing presso Veneto Formazione, che è un ente privato accreditato alla Regione Veneto. L'altra parte del mio lavoro è quella di realizzare siti web per piccola e media impresa e normalmente da qualche anno lo faccio creando temi custom. Che cos'è un tema custom? È un template ad hoc che vado a creare in questo caso per la piattaforma WordPress. Ok, quindi sono uno sviluppatore di temi WordPress, mettiamola così. Ok, è il modo più semplice. Allora, però, siccome ribadisco, imparo sempre dai miei errori, una volta sì, una no, quindi sono praticamente più o meno come Microsoft. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, anzi facciamo che prima ancora di iniziare mettete un bel like al canale, ok? Poi se il video vi è piaciuto attivate le campanelline, tutti cazzi e mazzi che servono per ricordarvi che cercherò di pubblicare in futuro da settembre video con una certa continuità. Allora, partiamo dal presupposto numero 1. Creare un template per WordPress alla fin fine non è difficilissimo come base di partenza, anzi vi dirò di più, il grosso del lavoro che poi si va a fare direttamente sulla questione HTML, CSS, JavaScript, effettistica, eccetera. Ma di base, prima di partire, dobbiamo capire delle cose fondamentali. Allora, innanzitutto, questa qui che troviamo in questa immagine, che è ufficiale di WordPress, la troviamo un po' dappertutto, basta che cercate template gerarchia su Google, è la cosiddetta gerarchia dei template, perché WordPress divide le sue strutture in file che lui va a richiamare all'esigenza. Potremmo dividere queste dinamiche in 6 diverse tipologie di file, per esempio, giusto per capirci. Abbiamo i primary template, che sono questi che state vedendo qui. Ok? Sono dei file che a seconda dell'occorrenza che stiamo cliccando nella pagina vengono riconosciuti e restituiscono la visione, possiamo dire, grafica di quella che è la parte di pagina che stiamo facendo. Esistono poi i template secondary, che sono praticamente dei template di servizio che andiamo a richiamare in tutte le pagine, o perlomeno in quasi tutte, almeno un paio. Chi ha fatto mastica un po' di PHP, conosce le funzioni include e require, svolgono più o meno lo stesso ruolo. Quindi parliamo di header, footer, sidebar, il template dei commenti ad esempio, che sono già predefiniti e di default per WordPress. Abbiamo poi i template di terza parte, che altro non sono che pezzi di template di sito che noi andiamo ad inserire all'esigenza e che vengono richiamati attraverso una funzione di WordPress predefinita che si chiama getTemplatePart. Esempio, che ne so, voglio fare le breadcrumbs del sito, le briciole di pane che verranno richiamate in tutte le pagine del sito, faccio un template a parte e poi lo richiamo dove mi serve, ok? Poi abbiamo i template cosiddetti custom. Che cos'è un template custom? Per le pagine, come potete vedere qui, c'è anche la possibilità, per esempio, adesso si può fare anche negli articoli, nei post, di andare a definire delle grafiche diverse che vengono scelte, se avete presente e siete un po' sgamati, da un menu a tendina che si trova all'interno della singola pagina. Quindi potrei avere, che ne so, il template full size, il template con la barra laterale, il template con la barra laterale a destra, e compagnia bella. Li scelgo proprio attraverso un menu a tendina, ma sono dei template che comunque devo andare a creare. Abbiamo poi il function, che è un file di puro PHP che serve ad andare a dare le istruzioni al tema, ok? E abbiamo per finire gli static file, che sono per esempio il foglio di stile, delle immagini statiche che abbiamo, le librerie jQuery, insomma tutto quello che noi abbiamo già predefinito come template. Allora, uscendo da questo schemino, che ci teniamo comunque aperto, che magari gli diamo un'occhiata, voglio farvi vedere inizialmente come si crea un tema. Allora, mi sono fatto una bacheca di WordPress, mi sono fatto una nuova installazione di WordPress, bella pulita, ok? Sto usando il tema 2020, adesso andiamo a creare inizialmente il nostro pacchettino. Allora, dove si trovano i temi di WordPress? Si trovano all'interno della nostra installazione, dentro la cartella WP Content c'è una cartella Themes e qui si trovano i temi che WordPress ci installa o quelli che noi andiamo ad installare, ok? Nello specifico adesso c'è solo il 2020, ho eliminato gli altri, troviamo un file index che si limita a dirci che è il silenzio d'oro, che poi comunque useremo un attimino al volo. Non troveremo questo screenshot che me lo sono preparato già, l'ho messo già lì per farvi vedere dopo una roba, ok? Sperando che non mi dia problemi. Allora, per creare un tema vado a creare una nuova cartella, ok? La posso chiamare, che ne so, SB
tema, giusto per evitare di usare nomi inglesi che magari esistono già, ok? E all'interno di SB tema vado a copiarmi questa bellissima index. Mi faccio proprio un duplicato, vedete, quindi la mia index è lì adesso, e già facendo così, se non ho rotture di balle, quando vado alla sezione temi, vedete, lui mi dice, ehi guarda che ho trovato un tema. C'è un tema corrotto, c'è un tema che si chiama SB, manca il foglio di stile, manca della roba, però di per sé io l'ho trovato, ok? Allora, cos'è che gli manca? Effettivamente gli manca quello che gli serve per poterlo riconoscere. Allora, torniamo di qua, prendiamo la cartellina del tema e andiamo ad aprirla con Atom, e cerchiamo di pazienza che Atom apra tutto. Se sentite il mio cane che abbaia non fate caso, fate finta di niente. E all'interno della root principale, quindi qui abbiamo un primary template, andiamo a creare un template statico che chiameremo proprio style.css. Adesso che abbiamo creato questo template statico, se andiamo a ricaricare la pagina, vedrete che tutto sommato lui comincia a riconoscere il tema. All'interno di questo però, se andiamo a vedere i dettagli, non troviamo assolutamente niente. Intanto prendo lo screenshot, che è un file statico, anche questo lo vado ad inserire qua dentro, me lo incollo, e già cominciamo ad avere una forma diversa, vedete, lui comincia a riconoscere gli elementi. Poi per fargli riconoscere nello specifico il tema, mi può bastare andare ad inserire un commento qui dentro, team name, due punti, e dirgli che questo tema si chiama SB tema, per esempio. Un semplice commento CSS. Salviamo. Se vado a ricaricare il tema, vedrete che adesso lui mi riconosce il nome del tema. Poi mi dà di anonimo, possiamo andare ad aggiungere l'author, la versione del tema, lo slug, il text domain, insomma ci sono un sacco di cose che poi vengono richieste all'interno di questa sorta di table of content di quello che è il foglio di stile di WordPress. Ok? Bene, ma passiamo adesso alla vera e propria attivazione del tema, che naturalmente avrà una pagina bianca, ok? Allora, se noi andiamo ad attivare questo tema e ricarichiamo di qua, ovviamente avremo un blank page, perché qui dentro non c'è niente, vedete? Quindi anche se vado a visualizzare la sorgente è tutto completamente vuoto, ma poco importa, per quello che dobbiamo fare noi è più che sufficiente, dobbiamo solamente vedere la gerarchia di template. Il fatto che ci siano delle funzionalità all'interno del tema è dipeso dal tema stesso. Infatti vedete che se adesso io vado e ho visto questo tema qui, vedete che mancano i widget, mancano i menu, ok? Mancano tutta una serie di supporti, mancano anche per esempio l'immagine in evidenza, la gestione dinamica dei title, insomma c'è proprio della roba che viene a mancare. Per poter andare a implementare le funzionalità, queste sono dipese, come vi dicevo, dal tema. Quello che ci manca al momento tra i vari template è appunto il file function, mi raccomando con la S, che è un file di PHP puro che gli dà le istruzioni, dove andiamo ad aprire PHP. E vi ricordo di non chiuderlo perché chiuderlo genererebbe un errore. Ad esempio, se io volessi avere i menu, che al momento non ho, potrei utilizzare la funzione add team support, vedete? E qui dentro andare a scrivere richiamando la voce menus. Salvo, ricarico la pagina e vedete che sono apparsi i menu. Questa è la base, insomma, per poter andare a costruire un tema custom bisogna conoscere tutte queste dinamiche. Sono tante, cioè c'è un sacco di roba che si può andare a mettere, fare e disfare, ma naturalmente finché se non abbiamo le competenze, prima di poter fare, bisogna andare a studiarsi tutta la baracca. Allora, partiamo da quello che mi interessa come lezioncina di oggi, che poi se magari questo esercizio che facciamo vi è piaciuto, potrei integrarlo con altre lezioni. Allora, io voglio farvi capire un attimino come WordPress va a leggermi le varie pagine a seconda di quello che clicco. Per farlo prenderò questa pagina index che è il mio riferimento assoluto e qua andrò a togliere i commenti e metterò semplicemente un H1 con scritto pagina iniziale, salvo, ok? E vedrete che se vado a ricaricare il mio settino qua, lui mi scriverà pagina iniziale. Mi prenderà questa pagina per qualsiasi cosa io vado a cliccare al momento. Perché? Perché da gerarchia dei template, vedete, lui rimanderà sempre a index, non ci lascerà mai scoperti, ci permetterà sempre di andare ad avere un file di atterraggio a seconda di quello che clicchiamo. Se dovessi cliccare una categoria, lui mi mostrerà pagina iniziale. Se dovessi cliccare un tag, un autore, un archivio, eccetera, eccetera, lui mi rimanderà sempre a pagina
iniziale, ok? Quello che però noi possiamo fare, dobbiamo fare quando creiamo un tema, è dargli tutte le alternative del caso, quindi andare a creare quei template che gli servono e che ci permettono anche di avere delle grafiche utili alla causa all'interno delle nostre strutture. Allora, vediamo un attimino come possiamo gestire questa cosa. In prima battuta voglio andare però a crearmi un paio di paginette, quindi faccio aggiungi pagina e mi creo una pagina home che vado a pubblicare e poi mi vado a creare una pagina blog che vado a pubblicare. Dopodiché dalle impostazioni di lettura vado a dirgli che voglio che il sito sia con una pagina iniziale statica, che sia home, e voglio che il blog sia la pagina degli articoli e vado a salvare le modifiche. Ok? Quindi mi cambia un attimino la strutturazione iniziale, perché WordPress nasce come blog e quindi la pagina iniziale è l'anteprima degli articoli. Mi vado anche a cambiare i permalink perché non mi piacciono questi di default, normalmente io utilizzo nome articolo, ok? E poi eventualmente vado a personalizzare la struttura. Ricordatevi che i permalink si decidono all'inizio, perché altrimenti se poi Google indicizza, cambiare i permalink vuol dire perdere tutto il posizionamento delle pagine che avete già indicizzato, ok? Bene, a questo punto vediamo un po' come creare i vari template. Allora, parto dal presupposto numero 1, qui non cambia assolutamente niente. Se adesso che io ho le pagine che sono state assegnate, infatti WordPress me le mostra come pagina degli articoli blog, home page e pagina di esempio, io posso cominciare a valutare i vari template. Ad esempio, partiamo da pagina di esempio. Se io faccio visualizza, mi darà di nuovo pagina iniziale, vedete? Aspettate che l'apro in un'altra scheda perché sennò si capisce più una mazza. Ok? Io adesso voglio creare il template per questa. Questo template, lo posso fare direttamente da qui, si chiamerà page. Vado di qua e aprendo page scriverò pagine, la sezione delle pagine di WordPress. Una volta che ho creato questa, vedrete che la nostra pagina di esempio andrà a prendere il suo template di riferimento. Ok? Questa è grosso modo la logica. Vediamo gli altri file. Allora, io voglio adesso andare a richiamare il mio articolo di esempio. Ciao mondo. Lo visualizziamo e vedrete che anche questo va a richiamare pagina iniziale. Come si chiama il template per gli articoli? Si chiama single. Richiamo single e scrivo articoli, salvo e vedremo che questa pagina Ciao mondo prenderà il suo template, ok? Poi abbiamo la possibilità di andare a definire la pagina iniziale e la pagina del blog con due template ad hoc. Se io vado ad aprire, torno in pagine, la pagina home, al momento mi prenderà il template page. Se volessi creare un template ad hoc, creerei il file front page. Nel template front page, ok, vado a scrivere home page. Ricarico e sto leggendo home page, ok? Ne chiudo un po' perché sennò diventa un macello. Se invece voglio vedere la pagina del blog, quindi l'archivio degli articoli, inteso come archivio senza filtri, quindi una pagina di archivio che racchiuda semplicemente tutti gli articoli recuperati per ultimo articolo pubblicato in ordine decrescente per data di pubblicazione, ok? No filter. Quindi se vado a vedere questa mi prenderà pagina iniziale, ovviamente. Questo template si chiama home. Se vado a prendere home e scrivo blog e vado a recuperare, sto prendendo il mio template. Un altro template molto utile che ci può essere, per esempio, è quello del not found. Ok, vedete che mi ha preso index, ho scritto qualcosa che non esiste. Come si chiama questo template? Questo template si chiama semplicemente 404. Anche in questo caso è facilissimo andare a gestire la dinamica. Ok? Bene. Invece abbiamo categorie, tag e tutto l'ambaradan che ci va dietro, i filtri che possono essere per data, per autore, per categoria, per tag, ok?
C'è anche il search, il risultato del motore di ricerca, che fa un po' storia a sé, perché se vedete il motore di ricerca ad esempio passa per un suo template specifico primario e poi va in index, mentre abbiamo le date, gli autori, le categorie, i tag e le tassonomie che prima passano per un file che si chiama archivio. Allora, abbiamo già un file per gli archivi, però sono gli archivi senza filtri, ok? E abbiamo utilizzato home, is home. Vedete che non passa per gli archivi. Infatti le categorie, le tassonomie, come si suol dire, i filtri, chiamiamoli così, prima di andare in index passano per un file che si chiama archivio. Quale può essere l'unico motivo di avere dei file ad hoc per queste esigenze? Beh, magari perché abbiamo grafiche diverse. Se invece non abbiamo questa necessità, questo file che si chiama archivio mi va benissimo per andare a creare esattamente la pagina di archivio per tutte queste dinamiche, ok? Vediamole velocemente anche in questo caso. Ci creiamo il file archive, andiamo a definire che questo file sia il file degli archivi, ok, salviamo e vedremo che se vado, vediamo qui, se vado nella sezione delle categorie, ma vale anche per tutti gli altri, vado a visualizzare senza categoria, vedete che in gerarchia mi prenderà il file degli archivi. Okay? Se vado a visualizzare gli autori mi prenderà questo, se vado a visualizzare per data attraverso i widget mi prenderà questo, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi vedete che strutturalmente la faccenda, tutto sommato, una volta capita, è abbastanza semplice. Se volete creare un tema custom, partite esattamente da questo, cioè partite dalla conoscenza della struttura della gerarchia di template, dopodiché attraverso il Codex e tanto studio, ok? Il Codex è un sito che si trova online ed è degli sviluppatori di WordPress, con tanto studio, tanta pazienza e soprattutto buone competenze, anzi direi buonissime competenze in HTML e CSS, potete iniziare a creare le vostre strutture. Qual è il vantaggio di tutto questo? Il fatto che seguendo delle linee guida efficaci e ufficiali, la creazione di un tema custom vi permette di bypassare quell'immensa rottura di palle che sono gli aggiornamenti di WordPress, che creano sempre un sacco di problemi, e la magari mancata compatibilità con versioni di PHP, con plugin e compagnia bella. Insomma, c'è un mondo di roba infinita. L'ultima roba che vi volevo far vedere per questa piccola lezioncina introduttiva di WordPress, e per farvela vedere vado direttamente, vediamo un po', qui nella pagina, mi prendo la pagina iniziale, ok, andiamo qui e visualizziamo la pagina home, quindi siamo in front page, ok, abbiamo questa dinamica di default di WordPress che si può utilizzare oppure no, è una scelta. Vedete, qui stavo preparando questo template per un corso digital. Abbiamo il titolo del sito che si può cambiare in qualsiasi momento e il famoso motto di WordPress. Per recuperare queste informazioni ci basta, andiamo un po' in front page, che è qua, ok, vado a capo, vado a crearmi un paio di H2, faccio un H2 e un H3, ok, allora posso utilizzare la funzione blog info con valore name e poi di pari passo vado a crearmi un altro, facciamo un H3 dai, così si vede un po' meno. Per recuperare l'informazione sul motto invece posso usare la funzione blog info description. Sono tutte funzioni predefinite che si imparano nel Codex e WordPress ci mette a disposizione. Nel momento in cui vado a recuperare queste info, vedete che potrò vedere sia il motto sia il mio titolo, che posso gestire serenamente da qui. Giusto onde evitare che possa sembrare statico, ok? Ricordate che tutto questo è stato possibile seppure il nostro tema al momento non sta assolutamente comunicando, i nostri template non stanno assolutamente comunicando con il core di WordPress, ok? Queste sono delle funzioni definite outside loop, ok? Fuori dai loop, che ci permettono di recuperare tutte queste informazioni. Però il lavoro che dobbiamo fare nel nostro function per poterli andare ad agganciare, vedete qui non c'è la top bar, dobbiamo agganciare gli stili, cioè c'è un sacco di roba che dobbiamo agganciare attraverso gli hook, ok? E gli hook si chiamano WP head e WP footer e poi dobbiamo fare eventualmente la divisione dei template secondari, ok? Ma magari questo, se vi è piaciuta questa lezione, lo facciamo in un prossimo video, ok? Quindi fatemi sapere nei commenti se questo tipo di video vi piace, è un po' più tecnico, un po' più lungo, un po' più macchinoso, ma comunque sicuramente interessante e divertente. Vi ripeto, lasciate un like al canale, confido che entro, quando mi ricresceranno i capelli, raggiungeremo i 100.000 iscritti, ok?
E basta, è tutto ragazzi, e come sempre ci vediamo alla prossima, see you next time!